un sogno che si realizza. 8 anni fa, quando arrivai come direttore qua a Velletri, mi parlarono del corso di laurea in viticoltura con la Tuscia, che era terminato 3 anni prima per fine fondi, e quindi era un dispiacere. Abbiamo le aule, abbiamo i proiettori, abbiamo le cattedre, ma non abbiamo gli studenti. Cosa possiamo fare? Cosa non possiamo fare? L'idea di un master è nata 7-8 anni fa e piano piano è maturata fino a 2 anni fa ad avere concretezza. Parlato con l'assessore Righini e poi col neopresidente Rocchi, l'entusiasmo ha colto entrambi e da un sogno che erano poche parole con i professori di Velletri, colleghi con cui avevamo fatto tante altre cose insieme, è diventato una realtà. Di fatto abbiamo adesso lo sponsor della regione, abbiamo aziende che pagheranno le borse di studio, abbiamo un minimo di posti, una quindicina, che sono l'essenziale per poter partire con un master di primo livello, e l'Università della Tuscia che ha aderito in pieno. Ora speriamo che si riprendano presto dalla sciagura che è capitata, ma noi siamo ovviamente disponibili anche a ospitare qualche cosa di corsi qua, chiaramente gratuitamente.